lascio Forza Italia, purtroppo è un partito che nel tempo non è più il partito che si conosceva. Andare a casa prima del Ferragosto un governo non è mai successo. Altra defezione eccellente in Forza Italia, il deputato Roberto Caon lascia il partito, deluso per il comportamento tenuto nei giorni scorsi. Tutta la maggioranza ha voluto Draghi, spiega il deputato padovano, perché la situazione del paese era grave e si era individuata in lui la persona giusta per affrontare questi mesi difficili. Poi, improvvisamente, scopriamo che non si vuole più Draghi. 3 partiti che hanno mandato a casa Draghi, perciò Movimento 5 Stelle Conte, Lega Salvini e Forza Italia Tajani e Ronzulli, hanno un comune denominatore, che tutti e 3 sono dei partiti che sono in calo nei sondaggi. Questo ha fatto sì che loro, fregandosene del sistema italiano, dei problemi italiani, hanno cercato di andare al voto il prima possibile per cercare di recuperare e capitalizzare quello che gli può rimanere. Nel futuro di Caon per il momento solo un po' di riposo, poi si vedrà. Io non ho mai vissuto di politica e posso permettermi anche di prendermi un po' di giorni di ferie. Poi la mia esperienza e insomma, il mio modo di fare anche dentro al palazzo ha dimostrato insomma, qualche buona qualità da quello che vedo in questi giorni, in questi minuti che mi stanno chiamando tutti. La vita continua e si vedrà.